È ora di dire che i cittadini italiani hanno diritto a un salario minimo orario affinché nessuno venga più sfruttato, che hanno diritto a un reddito di cittadinanza e a un reinserimento al lavoro qualora si ritrovino disoccupati, che hanno diritto a una pensione dignitosa, che hanno diritto a pagare in maniera semplice tasse eque. Ma anche il tema della flat tax entra nelle priorità, poi la politica internazionale, la ribadita vicinanza con gli Stati Uniti, seguita da un applauso dell'Aula, un altro applauso per la proposta di un'apertura con la Russia e una revisione delle sanzioni. Sull'Europa dice la nostra casa, ma deve essere più forte e più equa. Il tema della giustizia, del conflitto di interessi, del contrasto alle mafie, dell'ambiente, un lungo e dettagliato elenco di programma, compreso la spinosa questione dell'immigrazione. Non saremo mai razzisti. Noi vogliamo che le procedure mirate all'accertamento dello status di rifugiato siano certe, siano veloci, anche al fine di garantire più efficacemente i loro diritti e di non lasciarli nell'incertezza. Chiederemo con forza, insiste, il superamento del regolamento di Dublino, a cui segue un pensiero commosso la famiglia di Sako Soumalia, bracciante ucciso in Calabria. La politica, dice, deve garantire percorsi di legalità.